Che oggi, 18 marzo, è la giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus, dal coronavirus. E queste sono ore di bilancio. Io voglio solo ricordare tutte le persone che hanno perso la vita. Noi siamo una regione che è stata toccata duramente. Ricordo che siamo ancora l'8ª regione in Italia per mortalità, abbiamo superato i 10.000 morti. Quante volte abbiamo detto che l'età media dei nostri morti è sugli 81 anni, se ne sono andati quelli che hanno fatto grande questo Veneto, se ne sono andati coloro che hanno conosciuto l'emigrazione, se ne sono andati coloro che si sono spaccati la schiena a lavorare per far grande questo popolo, se ne sono andati coloro che hanno conosciuto la fame in molti casi, che hanno visto le guerre, insomma se n'è andata una parte di Veneto con questo coronavirus. Li ricordiamo, io direi, sicuramente con queste parole, con un pensiero per chi crede, con la preghiera, ma anche con l'impegno quotidiano per fare in modo che se ne esca velocemente, e ognuno di noi lo può ricordare anche semplicemente rispettando le regole. Io non aggiungo altro. Un minuto di silenzio in memoria di chi non c'è più. Luca Zaia oggi inizia così, con un omaggio alle vittime del Covid, l'analisi giornaliera sull'epidemia in Veneto. I pazienti negli ospedali non sono cresciuti molto, ma è aumentato il tasso di positività e questa non è una buona notizia. Inoltre, sul totale di ricoverati c'è una percentuale di malati in rianimazione del 13% contro la media nazionale dell'11%. La battaglia contro la pandemia si combatte con le cure, ma anche col piano vaccinale, aggiornato con nuovi criteri di priorità, procedendo contemporaneamente sui soggetti superfragili, ma anche per fasce d'età. Quindi è stato definito che oltre agli ultraottantenni, che già sapevamo, per tutte le altre fasce d'età si va appunto senza più inserire per esempio tutti i soggetti dei servizi essenziali, che molte difficoltà aveva creato in ordine di priorità o di diritto, ma invece si assume che tutta la popolazione ha diritto, ma si scende per età.